Se noi andiamo a vedere all'interno della precarietà, la maggior parte del lavoro precario è declinato al femminile. L'avevamo conosciuta così l'8 marzo dello scorso anno, quando già nella segreteria regionale della CGIL lottava per dare dignità alla donna nel lavoro. Un primo storico passo per la veneziana Elena Di Gregorio è arrivato ieri con l'elezione a numero 1 della CGIL regionale, la prima donna a ricoprire questo ruolo in Veneto. 80% dei voti nel congresso di Verona per continuare l'opera di Emilio Viafora. Un weekend di stacco con la famiglia fuori regione e poi da lunedì il via al suo mandato in un momento caldissimo per il Veneto sul fronte lavoro e occupazione. Priorità ai giovani, la parola d'ordine, ma il quadro che si presenta di fronte è tutt'altro che roseo, perché chi parla di ripresa sostiene non dice il vero. Assolutamente non ci sono segnali di ottimismo, anche se la ripresa fosse meno fievole di quello che appare in questo momento. Comunque non torneremo, non abbiamo elementi per dire che si possa tornare a una situazione pre-crisi in termini occupazionali. 170.000 posti di lavoro persi e una cassa integrazione straordinaria aumentata di quasi 10 punti percentuali in un mese non fanno sorridere, e il giudizio su chi può davvero cambiare le cose il governo non è dei migliori. Bene le misure di riduzione fiscale, male, malissimo, le disposizioni sul lavoro nella scaletta di Palazzo Chigi. Non è una risposta, non è rendendo ancora più precario il lavoro che si crea lavoro. Ce l'hanno dimostrato in questi anni. No? Abbiamo un mercato del lavoro che è estremamente flessibile, i giovani vengono chiamati a settimane e non hanno nessuna prospettiva stabile, no? E non è nemmeno un investimento per le aziende. E nel Veneto, ancorato alla crisi, diventa fondamentale il rapporto con Palazzo Balbi e le sue scelte, sulle quali la neosegretaria decisamente non è tenera. Sono tanti annunci e pochi fatti, posso cavarmela così, ed è anche ho l'impressione, sono scaricare le responsabilità di volta in volta sull'Europa, sul governo centrale, su Roma, e non assumersi mai responsabilità di scelte.